soda va a addolcire l'oliva, poi il sale fa la concia, la salamoia. Tu sei il solista, sono quello che controlla se le olive sono al buon Quella che ne punto. lavora. Quello che segue decide- tutti i processi della lavorazione, dall'entrata ai passaggi della calibratura, alla concia diciamo da mettere dentro per la cottura dell'oliva, o meglio la deamarizzazione dell'oliva da tavola. Secondo che sono... Queste qua sono fatte dal 4 ottobre, da 15 giorni che sono fatte. Soluzione primaria è acqua e soda, dopo le ore di cottura viene bloccata con il sale. E queste sono pronte per la vendita. Questa qua è un prodotto semilavorato non destinato a consumo diretto, occorre fare un pH diciamo più basso rispetto a quello che si trova nella concia iniziale. Cura poi l'industria. Esatto, Con chi fa il... l'industria conserviera. La nostra fase finale è quella di garantire il prodotto semilavorato dentro al fusto. Dopo qualche giorno è buono da assaggiare.